L'uscita da San Liurfa non si rivela poi così tremenda, anche perché la strada ha 6 corsie verso Mardin, è in leggera discesa e sul lato c'è ampio spazio per pedalare in sicurezza. Göbekli Tepe è un sito archeologico tra i più importanti della Turchia e del mondo, dato che qui è stato individuato un complesso di edifici risalente al X millennio a.C. Si tratta probabilmente di un tempio in cui sono presenti dei giganteschi monoliti su cui sono stati scolpiti dei bassorilievi raffiguranti animali e scene di vita quotidiana. Boom! Una botta improvvisa, poi un sibilo noto e temuto. Pssh. Mi giro e vedo il lattice che schizza violento, inondando l'asfalto come panna appena montata. La ruota si sgonfia rapidamente. Le sciracche iniziano a volare a destra e a manca. Porca... L'avevo detto che era tempo di cambiarli sti copertoni. E invece a San Liurfa, il negozio in cui abbiamo fatto cambiare il filo del cambio, non aveva la più pallida idea di come si potessero montare dei tubeless su una bici. Teniamo duro fino a Gaziantep, lì troveremo di sicuro qualcuno in grado di montarci 2 pneumatici tubeless nuovi. Ci siamo detti io e Vero, al momento, fiduciosi. Ora nel bel mezzo del nulla, con 200 km di stradine fino alla prima città, che si possa definire tale, e con una ruota che sanguina lattice sull'asfalto ruvido di campagna, mi pento di non aver montato 2 camere d'aria e delle nuove coperture cinesi da 2,50 €, come ci aveva proposto il negoziante. Ciao! La strada è perfetta, sinuosa e dolce nella sua ascesa verso Nemrut Taj. Si fa solcare da poche auto che avanzano lentamente, viste le curve e l'esigua larghezza della carreggiata. Le piantagioni di pistacchio svaniscono dietro l'ennesima curva, sostituite da campi arati pronti per chissà quale altra coltivazione. In un tratto di pianura eccoli in sequenza, prima il colpo sordo e poi lo schizzo di lattice. Pochi chilometri più tardi il sole si infuoca e noi scegliamo di montare la tenda dietro l'ennesimo cumulo di pietre, scegliendo di chiudere questa ennesima intensa giornata di viaggio soli sotto le stelle che stanotte, ne siamo certi, impreziosiranno la volta celeste. Il vento sforza la gobba di pietra frantumata alta 50 metri. La neve accumulata tutt'attorno crea figure artistiche che si integrano alla perfezione con la sacralità del luogo. È circa 1 ora e mezzo che camminiamo, in salita, sulla neve compattata dagli scarponi di chi ci ha preceduto nei giorni scorsi. Oggi non c'è nessuno, solo noi, il sole e un vento che ci sputa in faccia minuscoli frammenti ghiacciati. La strada ha ormai lasciato spazio a una lunga scalinata che si intuisce sotto la coltre bianca. Seguiamo le tracce, ansimando per la fatica e la quota. Pochi passi e la terrazza ovest si manifesta in tutto il suo splendore. In realtà quella occidentale è la più danneggiata delle 2 che formano il santuario, ma ugualmente lo spettacolo è toccante. Non è l'alba o il tramonto, orari in cui Nemrut dà il meglio di sé, ma comunque lo spettacolo toglie il fiato. Gigantesche statue alte tra gli 8 e i 9 metri furono fatte costruire a protezione del tumulo reale. Sì, perché questa meravigliosa follia fu fatta erigere nel I secolo a.C. da Antioco I di Commagene, che fece raffigurare 2 aquile, 2 leoni, se stesso e una serie di divinità greche tra cui Eracle, Apollo e Zeus.
Questo luogo emana energia da ogni pietra, i leoni sembrano avere i muscoli tesi pronti a scattare, l'aquila ha lo sguardo attento e gli dei proteggono il re e i suoi ospiti. Il vento si placa per un momento e un sibilo lontano ci raggiunge. Siate i benvenuti nel mio regno.